Questa sera inizierà il terzo torneo dei quartieri a Ostiglia e questa rassegna occuperà tutto il giugno ostigliese e sarà presente per 3-4 sere alla settimana. È stata un'iniziativa di Marco Borsatti, il nostro collaboratore del team Ostigliese Progetti, che ha avuto questa bellissima idea e ha trovato un modo di dividere ma allo stesso tempo unificare il nostro paese. Il paese infatti è stato diviso in 10 quartieri, per questo si chiama Torneo dei Quartieri, e vedrà appunto fronteggiarsi le squadre di ogni quartiere, che comprende persone di ogni età, di ogni razza, di ogni religione, un modo diciamo molto simpatico per socializzare e unire Ostiglia. Durante queste serate si possono trovare stand gastronomici dei ristoratori ostigliesi che verranno alternati di settimana in settimana. Ringraziamo i nostri partner che ci hanno promesso attraverso le loro donazioni tutto ciò. Ringraziamo in primis il Comune d'Ostiglia, l'impianto sportivo comunale, la DAC Ostiglia, il GP Correggioli, l'Avis, la Voce di Mantova e infine tutti gli altri sponsor diciamo minori ma che ci hanno aiutato a raggiungere questo importantissimo obiettivo. Come al solito abbiamo tutta la popolazione che parteciperà sicuramente a questa manifestazione troppo bella che coinvolge tutto il paese, perché ci sono 10 quartieri, 10 squadre, il tifo sarà al massimo. E poi c'è la collaborazione, oltre che il Comune di Ostiglia, anche di tutti i commercianti di Ostiglia, e quindi speriamo molto che questa manifestazione dia un po' di allegria in questo periodo di crisi anche a tutti i paesi come il nostro, che sono purtroppo insomma un po' affievoliti, ecco, nello spirito in questo momento.